La creta di Hype sicuramente è una meta parecchio frequentata, con varie vie di accesso e varie difficoltà. Noi abbiamo scelto la partenza da Malga Caserute, percorrendo il 4,40 verso la casera di Hype. Salendo da Pontebba abbiamo trovato la strada chiusa all'altezza della casera di Rio Secco. Abbiamo aggiunto 200 metri di dislivello e più di 2 km di strada asfaltata al nostro percorso. È possibile raggiungere la partenza anche da Paolaro passando per Cason di Lanza. Da Caserute il 4,40 sale verso la casera di Hype. Si raggiunge poi il 4,39 fino all'attacco della via normale. Raggiunta la cima, scendiamo sulla ferrata austriaca Uberlacher. Chiudiamo l'anello sul sentiero 403, rientrando poi sui nostri passi fino alla casera Rio Secco. Percorriamo la Val Pontebana fino all'agriturismo Casera Rio Secco. Purtroppo la chiusura della strada a causa del suo dissesto ci impedisce di raggiungere la Malga Caserute. Iniziamo qui il nostro percorso giornaliero. Alla Malga Caserute l'indicazione ci porta subito sul sentiero 4,40. Troviamo anche un breve tratto esposto che si chiama La Schialute. Il sentiero esce su una piana chiamata La Busate. La sensazione che si trova guardando questo spazio è che sia un residuo di antichi ghiacciai. Qui di acqua ce n'è in abbondanza e le mucche vi pascolano libere. Percorriamo un tratto del 4,39 che non è proprio un sentiero ma un rivolo d'acqua. Questa è la piana della Busate. Arrivati sul 403 troviamo subito l'attacco della via normale. La cosiddetta via normale presenta dei punti esposti, con qualche tratto attorno al primo grado. Richiede comunque un passo sicuro e assenza di vertigini. È una salita che ci appassiona e diverte. Usciamo su uno splendido prato ricolmo di fiori. Ci mancano ormai meno di 100 metri dalla cima. Questa è la particolare caratteristica della cima della creta di Hype. È poco dopo mezzogiorno
e la cima della creta di Ype è raggiunta. Sul ripido fronte austriaco la verdeggiante valle del Gail. Pausa caffè e si riparte. Scendiamo per quella che viene definita ferrata austriaca. Più che una ferrata, è una via con tratti attrezzati nei punti più esposti. Un po' di corde e qualche comoda scaletta. In poco tempo raggiungiamo un tratto dell'alta via Cai Pontebba. Il sentiero 403 ci riporta fino al 439. Da qui rientriamo sui nostri passi fino al punto di partenza. Grazie a tutti voi che ci seguite su questo canale. Iscrivetevi e non dimenticate di attivare la campanella. Vi arriverà l'avviso di pubblicazione dei nuovi video. Di nuovo la Schialute fino alla Malga Caserute. Da qui si tocca ripercorrere la strada asfaltata fino alla Casera Rio Secco. Cari amici del canale, arrivederci alla prossima escursione.